in base a quello che c'è scritto qui loro ci danno il benestare, però dobbiamo fare una telefonata al loro centro di avvicinamento. Caro, possiamo cominciare, va bene? Vai! Batti 5! Lo incolliamo in questo modo, sotto. Ok. Questa è la telecamera principale, riprenderà frontalmente. Pesa 160 grammi. 10, 25. 30. Rilevatore luminoso. Poter localizzare la sonda. Ok, già un segno. Si può azionare dall'esterno. Sta funzionando. La seconda camera. Usiamo 447 grammi. Lui si alza e si apre. 3. Questo cannolo è stato realizzato con il Fimo. Verrà inquadrato dalla camera 1. O verticale. 45 oppure metri. Adesso che ci siamo, calcoliamo 28.000. Mentre che cade fa questo movimento. 900. 9. Dobbiamo essere sotto i 2 kg. Che significa? Che non lo recuperavi mai. Per farlo arrivare a circa 29.000 metri ci servono 4,31 metri cubi di elio. Ce l'ho dietro il culo sto La checklist che andremo ad attestare prima di effettuare il lancio. La prova subacquea ha resistito, dai. Sta registrando. Pronti per il lancio. Ciao. Cominciamo l'emissione di aereo. Ok. Se scoppia che succede? Il bordello ci fa biondi a tutti. Abbassa la pompa, la faccia. Cerchiamo di abbassarlo piano piano. Ma non deve toccare te, Paolo. Sì. Allora, sangue freddo, ce l'abbiamo, dai. Sangue freddo. Carusi, problemi. È perché è gestibile. Pronti al lancio. Accendi tutto e chiudi. Aiutaci! Vai! Allarghiamoci, allarghiamoci. Madonna. Sì, ci siamo. Paolo, sbriga. Accendi tutto e aggancia. Ci sto provando. Oddio! Io me l'ho fatto fare! Sto perdendo. Capasso Paolo, responsabile di volo della sonda con nota Montorbio 0048/14. E come indicato dal 41esimo stormo siamo pronti per il lancio. Ok? Va bene. Salve. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, dai, dai! 5, 4, 3, 2, 1. In questo momento è a 26 km/h. Penso che dovrebbe essere in salita. Il pallone è volato in maniera orizzontale. Tra l'altro sulla corsia di andata. Che cosa significa? L'ha preso un camion. Sta ritornando indietro, lo sta facendo questo movimento. La simulazione che ci dice che è caduto qui, strada provinciale 14. Adesso impostiamo le coordinate geografiche sui navigatori e lo andiamo a recuperare se qualcuno non se lo frega prima. 27 km. No, le pecore! Sono più quelle di una volta, Io 9 km. Siamo a 3 km dal pallone, dobbiamo proseguire a piedi.
veloce di andare ancora avanti secondo quello che ci dice tu. La casa di un capraro. 6 minuti a ritrovamento. Dai che lo ritroviamo. Questa sigaretta è stata nello spazio. La sigaretta più alta del mondo. La sigaretta più alta del mondo.